posti una zona del ballo e di debiti si mucchiano come conigli. Quello che ti devo dire. Che ti ha fatto così Salvatore? No, dovete farlo voi. Vicino a Cuba. Cuba. No. Cuba Libre. Fa coppia con Rick. Rick. Ricchione. Le montano i campeggiatori. Te. Tedesche. È famoso quella di Troia. Figlio. Buongiorno. Faccia la fila. Buongiorno. Faccia la fila. Buongiorno. Faccia la fila. Ma come si permette? Maleducato. Dice a me? Sì. Tutti quelli che ci sono in fila perché lo dice a me? S'accomodi. Grazie. Sono l'addetto. Ah sì? Chi l'ha detto? L'addetto dell'ufficio di collocamento. Ecco, cercavo proprio lui. Cosa desidera? Ha un caffè? Anche una brioche magari. Chi è che ti regali? Cosa è venuto a fare qui? Cercare lavoro. Bene, ha un curriculum? Anche peloso. Un CV! Ha il CV? Certo che ho un CV. Bene, lo tiri fuori. Lo tiri fuori. Qua? E Adesso? dove? Non ci viene. Ora guarda. Che sta facendo? Mi ha detto di tirarlo fuori. Ma di brutto maleducato vergognoso! Cosa ha capito? Compili la schedina. Roma, Catania, 2. Palermo. Ma che sta facendo? Per la schedina facciamo 13 sicuramente. No! Vuole sapere le generalità! Ah, i generali. No, in famiglia di generali mi pare non... Mio padre aveva uno zio colonnello. Di a me. Faccio io. Ho capito. Nome? Di chi? Nome? Io? Nome? Carmelo. Cogno. Di? Di Linosa. Che c'entra Linosa? Voglio sapere il nome del padre. Ah, nome del padre. Del figlio. Voglio sapere il suo cognome. Se già non so il nome, figuriamoci il suo cognome. Non l'ho mai chiamato. No! Nome Carmelo, cognome, come? Ah, Piritello. Sesso? Ogni tanto. No, XL. È celibe? Sì, su Facebook penso a quasi 1000 amici. Mi conoscono in tanti. Voglio sapere se è coniugato! No, mio cognato no. Non te lo descrivo. No.
sapere se ha moglie. Sì, ce l'ho. Bene. Bene. Come fa sua moglie? Ah. No! Come faceva da signorina? No! Voglio sapere il nome di sua moglie. Il nome di mia moglie. Potete chiederlo prima. Si chiama Checca. Cognome? Catona. Sua moglie si chiama Checca Catona. Checca Catona. Lei si chiama Piritello. E per te lei... Sì. Grazie. Bene. Lei ha prole? Sì, in cantina qualcuno appesa ancora c'è. Lei appende i figli in cantina. Ma cosa dice? Prole significa figlio. Ah, sì, allora ce l'ho. Le due. Un trollo e una trola. Che mestiere vorrebbe fare? Istruttore di sci. Istruttore di sci. E dove lo vorrebbe fare? Lì. A Livigno? No. All'Inosa. A Linosa. Sì, all'Inosa. Ma a Linosa non nevica. Lo so, è per questo che sono sempre disoccupato. Quante volte capita di andare in uffici pubblici, trovare delle stronze e quindi devi fare lo scemo. Questi se ne vanno e ti lasciano il posto. Vediamo cosa fanno questi del posto fisso. Cruciverba, crucipunto, sudoku, cruciverba. Malattia che colpisce l'albero di Natale. Diabete. Piatto preferito dai magazzinieri. Timballo. Piante che traforano le case. Bougainville. Donne che chiacchierano sui tetti. Pettegole. Località piena di asiatici. Terra Cina. Cannocchiali che si usano per avere successo con le donne. Cannocchiali che si usano per avere successo con le donne, telescopi. Allora, la nazione più lunga, l'Ungheria. La nazione che tutela di più, il Paraguay. Il premio per i brutti, Nobel. Vabbè, che devo dire? Il posto fisso è una cosa proprio meravigliosa. Grazie.